poi a dire il vero l'abbiamo capito dopo qualche settimana che si sarebbe chiamata Vaia questa tempesta. Buonasera, buonasera, ben ritrovati. Il Veneto in ginocchio un anno dopo. Quanti servizi abbiamo speso in questi mesi per raccontare come il Veneto si sta rialzando, si è rialzato, lo sta facendo tuttora. Quante cose ancora sono da fare, quali sono state fatte appunto in questi mesi. Ci troviamo qui un anno dopo, ricorderete tutto è iniziato con l'incendio di Taibon per poi arrivare appunto a una nuova emergenza, si sperava nell'acqua che spegnesse quell'incendio mostruoso, poi ne è arrivata però troppa come correttamente i nostri sistemi molto avanzati di previsione in regione avevano appunto previsto. Siamo stati, lo sapete, in qualche maniera protagonisti anche noi perché in quei giorni abbiamo costruito insieme il più grande social dell'informazione che si fosse visto. In qualche modo tutti quanti, compresi i nostri telespettatori con le segnalazioni, i video, tutto quello che arrivava proprio dai cittadini da ogni angolo del Veneto, diventava per noi una notizia, certo opportunamente verificata perché poi c'erano anche le fake news. Stiamo parlando, Tony, torniamo anche in studio, lo vedete, l'acqua alta che ha raggiunto livelli record come non accadeva da decenni e decenni, di dati peggiori del 66, ben peggiori del 2010 per quanto riguarda i livelli pluviometrici. Era piovuto praticamente 700 mm a Soffranco, dove soffiava un vento a 207 km all'ora prima che quella stessa centralina venisse spazzata via dalla furia di vento e acqua, quindi non sappiamo quali poi fossero i dati reali e definitivi. 3 vittime purtroppo quasi subito nei primi giorni, altre 2 noi abbiamo detto perché quando mancava energia elettrica molti hanno dovuto mettere in moto il proprio generatore, magari vecchio, non perfettamente funzionante, e purtroppo sono morti 2 anziani. Poi 166.000 utenze staccate, centinaia e centinaia di chilometri di strade disastrate, non esistevano più, 28.000 ettari di bosco cancellati dalla nostra regione, 1,5 milioni di metri cubi di sabbia sparita nelle spiagge della nostra regione. Poi si è utilizzato 1.000 edifici danneggiati, uno addirittura crollato nel Cordevole, lo raccontava molto bene l'assessore Bottacini in quei giorni che cosa è accaduto, tra poco sarà qui con noi. Insomma, stiamo preparando quel materiale di 10 giorni in diretta, 13 ore al giorno per creare un documentario di quello che è successo un anno fa. È una serata particolare, se volete inviare comunque sms, ricordo, domande anche ai nostri ospiti, tra poco ci collegheremo con Longarone. Saluto e ringrazio, primo suono della campanella, l'assessore Giampaolo Bottacin, Protezione Civile e Ambiente. Buonasera, ben trovato ingegnere. L'uomo della provvidenza di quei giorni, ha gestito tutta l'emergenza in accordo con il governatore Luca Zai, è arrivato. Quante volte l'abbiamo detto in questi giorni, l'ho dovuto leggere nelle bozze, mandare i giorni di Vaia, quindi alla fin fine questo diario dell'assessore Bottacin che ricorda appunto quei giorni che abbiamo presentato ormai 2 settimane fa, ma insomma è arrivato in stampa, credo domani poi sarà ufficializzato. Saluto e ringrazio l'ingegnere Loris Munaro, direttore interregionale dei Vigili del Fuoco, grazie davvero comandante per essere con noi, ci aiuta dal punto di vista tecnico, abbiamo molti servizi, molte emozioni anche appunto di quei giorni perché poi come cronisti abbiamo raccontato il nostro territorio, ecco, grazie Tony, vediamolo pure, il nostro territorio che era martoriato di fatto, un danno che si aggira attorno al 1,7 miliardi, in questi giorni abbiamo pensato ci fosse il rischio anche che alcune di queste risorse venissero tolte al nostro Veneto dopo lo studio della legge di bilancio. Allora, non so se è già pronto il collegamento con Longarone, li vediamo soltanto appunto ma anche per salutarli. Saluto Gianangelo Bellati, presidente di Longarone Fiere Dolomiti. Buonasera Presidente, a Redamont, ci ricorda anche questo un anno fa? Esattamente un anno fa. 2 giorni praticamente ci fu, buonasera intanto a tutti, ci fu appunto questa grande tempesta e noi l'abbiamo subita, l'abbiamo vissuta. Per fortuna ci furono degli avvertimenti fatti molto bene da parte delle autorità pubbliche, per cui quel famoso lunedì la fiera era chiusa, anche perché dopo abbiamo visto che non è successo nulla di grave,
però danni li abbiamo avuti. Addirittura c'è stato uno dei tetti di un padiglione che si è un po' sollevato, ma per fortuna non è successo nulla, per cui la cosa grande che è stata fatta è stata quella di dire alle persone: state a casa, non muovetevi, e quel numero è sempre drammatico di 3 morti di cui lei ha detto, però effettivamente se la gente era per strada con tutti gli alberi che sono caduti sulle strade, per esempio, potevano morire tante persone. Quindi diciamo è stata gestita bene nella fase proprio del preavvertimento, ma comunque tutta in sé anche questo grande terribile evento atmosferico è un po' come dare un segnale di avvertimento per il nostro futuro: fate attenzione a come gestite l'ambiente. Grazie Presidente, con lei appunto Andrea Favaretto. No, scusate, con lei in questo momento c'è Ambra Piccin, l'architetto, che saluto, già è stata nostra ospite, tra poco arriviamo subito, e Franco Fonzo, direttore artistico di Arte in Fiera Longarone. Arriverà il Presidente della provincia Padrin, Giorgio Bosa, tra poco. Allora, vengo a Bottacin. Allora, Assessore, intanto le ho chiesto come mai nei giorni scorsi la scelta di raccontare in un diario quei giorni. Le ho chiesto anche se ci fosse qualcosa che non avevamo detto, perché in quei giorni di fatto era un contatto continuo, perché noi avevamo bisogno di dare informazioni vere, verificate, lei aveva bisogno di comunicarle alla popolazione. Mi ha colpito una cosa che lei ha scritto: quando con il fuoristrada prova a raggiungere alcuni luoghi ed è impossibile, deve tornare indietro. È Agordo che ha solo una luce, vero? Solo la comunità montana. Il giorno dopo fa finalmente quel giro in elicottero perché le condizioni lo consentono, e dice: da terra una cosa, ma dall'alto era tutta un'altra cosa. Cioè, quella è la prima immagine in cui tutti noi anche quel giorno ci rendiamo conto di che cosa è stata la devastazione. Sì, intanto grazie dell'ospitalità, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sì, è esattamente così. Io il martedì, il giorno dopo la fase peggiore dell'evento, che è stato il lunedì sera, lunedì 29, sono andato in Agordino con l'auto, però non sono riuscito ad arrivare poco oltre Halle, che sono arrivato. Il giorno dopo, per fortuna, era possibile volare con gli elicotteri. Dico per fortuna perché questo ha consentito anche di portare soccorritori tramite gli elicotteri, e dall'alto assolutamente si percepiva una devastazione che da terra non era percepibile. Sicuramente lei citava il discorso di Agordo, io ho fatto quel riferimento perché il martedì alle 6 ci fu una riunione al COM, centro operativo misto, che era proprio ad Agordo presso la comunità montana, e uscendo al termine di quella riunione dovevo recarmi a Belluno, dove c'era il centro coordinamento soccorsi appunto a Belluno. Ho avuto questa immagine di Agordo tutta spenta. C'erano 2 luci, una dove c'era la comunità montana, che era la sede appunto del COM, centro operativo misto, e l'altra era l'ospedale che aveva il gruppo elettrogeno, che fra l'altro anche su questo cito un aneddoto. E vedere Agordo con tutto spento, erano le 7 di sera, non è che fosse chissà che ora, era già buio, compresa l'Uxottica totalmente spenta. È un'immagine piuttosto impattante, che uno se la ricorda per tutta la vita, credo. Guardi cosa scrivono a casa: io quel disastro l'ho visto e mi sono venute le lacrime, non so come se ne verrà fuori. Cioè, devo ammettere che rivedendo, adesso vedremo anche altre immagini e vedremo il trailer, definiamolo così, del documentario per il quale siamo al lavoro in questi giorni e che trasmetteremo nelle prossime sere. Ne stiamo venendo fuori. Lo abbiamo già fatto in larga parte, o no, Assessore? Ma ne stiamo venendo fuori, sì, sicuramente. Devo dire che, cito nel mio libro, lei mi ha chiesto perché l'ho scritto per tanti motivi, anche per ricordare che i primi soccorritori sono stati le vittime dell'evento. I bellunesi, così come anche, perché l'epicentro è stato nella parte alta dell'Agordino, ma insomma ha investito 206 comuni del Veneto, quindi anche altri comuni oltre a quelli della provincia di Belluno. I veneti si sono rimboccati le maniche immediatamente, quindi da vittime si sono trasformati in soccorritori. Aiutavano se stessi, aiutavano i vicini di casa, persone anziane che lavoravano, che asciugavano casa. È stata un'immagine che ha colpito anche il ministro Di Maio. Quando è arrivato a Roccapietro ha esclamato: caspita, ma qui lavorano tutti anziani. E la giornalista del Gazzettino ha raccolto la frase
perché evidentemente l'ha colpita, no? Per noi è normale, forse da altre parti d'Italia non è proprio così normale. E quindi uno dei motivi è anche per raccontare cosa è successo. I primi che si sono aiutati sono stati i cittadini. Secondo aspetto, mi chiedono l'efficacia della risposta, l'immediatezza dei soccorsi. Io credo che una delle chiavi del successo della gestione della fase di soccorso sia la capillarità della presenza dei soccorritori. 450, parla di protezione civile, no? 450 gruppi, 16.000 uomini in Veneto. Ma no? non solo, noi abbiamo anche una trentina di distaccamenti di vigili del fuoco volontari, di cui una ventina nel Bellunese, abbiamo le stazioni di soccorso alpino, abbiamo il presidio dei carabinieri e i vigili del fuoco permanenti più vicini a Rocca Pietore sono quelli di Agordo, ma come non sono riuscito ad arrivarci io, non riuscivano ad arrivarci anche loro. Fortunatamente a Rocca Pietore c'è una stazione di soccorso alpino e un distaccamento di vigili del fuoco volontari. Ecco, tutto questo presidio territoriale è assolutamente importante per garantire al sindaco, che è autorità di protezione civile locale, una primissima risposta nell'immediatezza e questo però non è una fortuna, è un aspetto culturale che in Veneto c'è, perché se un Veneto su 5 fa volontariato, vuol dire che c'è una cultura di solidarietà importante. Certo. Quindi i cittadini, i soccorritori volontari e professionisti, e ricordiamo che i professionisti hanno fatto dei turni massacranti, vorrei ricordare anche, e l'ho ricordato lì dentro, quelli che a volte non vengono mai citati, i soccorritori loro malgrado. Mi riferisco a tutti quei dipendenti di aziende pubbliche e private che hanno lavorato giorno e notte per ripristinare le imprese edili che sono intervenuti per riaprire le strade. Lì non c'erano orari, lavoravano giorno, notte. L'acquedotto, il famoso acquedotto di Rocca Pietore, costruito in 23 giorni, vedeva 6 imprese lavorare in parallelo giorno e notte, e quelli sono dipendenti di aziende private che ricostruito in 23 giorni, no? Un acquedotto per il quale adesso anche per i serrai di Sottoguda sono stati stanziati, lo diceva qui qualche settimana fa Zaia, 8 milioni mi pare. Sì. Allora ti chiederei, Tony, e adesso sentiamo anche l'ingegnere Munaro, di rivedere il servizio di oggi. Con Nicola Zanetti ripercorriamo appunto che cosa è stato e quella conferenza stampa in cui appunto Luca Zaia definisce quello che è successo, che sta per succedere anche, perché un anno fa doveva ancora succedere tutto quello che abbiamo visto, una tempesta perfetta. Chiamiamo il Presidente. Abbiamo la condizione di una tempesta perfetta. Sappiamo che abbiamo previsioni peggiori del 2010. Questo è poco ma sicuro. La sensazione che qualcosa sarebbe cambiato per sempre, che il Veneto poi non sarebbe più stato lo stesso. L'inizio dell'emergenza, nelle parole del governatore Luca Zaia, è impegnato nel primo di tanti vertici della protezione civile regionale. Il 28 ottobre l'allerta è chiara e si predispongono le misure di sicurezza per ciò che verrà, a partire dalla chiusura delle scuole e delle aziende nelle zone interessate. Prima sarà l'acqua, poi dal giorno dopo il vento. Danni per quasi 2 miliardi, 166.000 utenze al buio, centinaia di evacuati e distrutti 28.000 ettari di bosco su 100.000 complessivi. Tutto inizia quel 28 ottobre quando, come previsto, piove a dirotto. È la domenica nella quale il Bigontina a Cortina si gonfia fino a far paura. La sua furia travolge un escavatore impegnato nella rimozione dei macigni che rotolavano spinti dalla corrente. Prima evacuazione e prima istantanea del disastro che verrà, e che già dalle prime ore del giorno successivo spinge Zaia a un altro vertice d'emergenza. Siamo preoccupati perché la previsione originaria ci parlava di 400 mm d'acqua per metro quadro, che sono 40 cm, però è come se noi facessimo un quadrato di 1 metro quadrato e pensassimo di avere l'acqua fino alle ginocchia, per capirci. Poi sarà il giorno dell'acqua alta record a Venezia, del fiato sospeso per i grandi fiumi, della paura per il Piave che devasta l'area golenale ricoprendola di fango. E infine il ciclone che, come un'enorme palla da bowling, abbatte gli alberi. È Vaia, un nome impossibile da dimenticare, a maggior ragione un anno dopo, quando il Veneto fa i conti con i cantieri della ricostruzione. Stiamo parlando dell'unica regione che è riuscita a chiudere velocemente la partita finanziamenti, quindi abbiamo investito in cantieri 377 milioni di euro, 1746 cantieri a settembre del 2019, quindi in pochi mesi. Dobbiamo ancora fare un sacco di lavoro, abbiamo ancora tutto il tema dei siti Valanghivi, sono quasi 250 siti. È stato fatto molto e molto c'è ancora da fare e pensare al futuro,
come il bacino di laminazione a Ciano del Montello, indicato da più parti come unica via per scongiurare un disastro peggiore sul fronte del Piave. Noi stiamo andando avanti su quella partita, dobbiamo andare avanti però con i bacini di laminazione, che significa mettere in sicurezza tutta la bassa Piave e tutti quei territori che, se ci fosse uno sfondamento arginale, veramente avremmo dei guai e anche il rischio di vite umane. Allora, buonasera e ben trovato a Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto. Buonasera Governatore. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie per essere con noi. Allora, abbiamo appena sentito la nostra intervista nella giornata di oggi, ha toccato infatti dei punti importantissimi sui quali volevo arrivare. Ma prima mi piacerebbe capire, lei fu la persona che ci raccontò tra le tante cose anche molte storie. Una di queste era quella di un papà preoccupato per la figlia che parcheggiò l'auto ad Alle, che mi pare si fece 20 km a piedi fino ad arrivare a Roccapietore per avere notizie, perché non si poteva fare in altra maniera, quindi se l'era fatta tutta a piedi fino a poi a trovare, chiaro, la casa invasa dal fango, ma la figlia che stava bene. Insomma, che cosa ricorda di quei giorni? Quante storie? La prima cosa che le viene in mente di quella tensione nella gestione di un'emergenza come questa, che il Veneto, insomma, non aveva mai visto di tale portata? Guardi, penso che sia quello che abbiamo notato tutti e che ha notato il Capo dello Stato, ha notato i ministri che sono venuti. Io ho la sensazione ancora oggi da brivido del silenzio, della dignità, del rimboccarsi le maniche e della voglia di fare di quelle genti che sono veneti e che hanno dimostrato al mondo intero, non all'Italia, al mondo intero, quindi non solo all'Italia, di cosa significhi avere un problema e risolverlo. Guardi, io non ho trovato gente anche nelle prime ore che cominciasse a dire, seduta magari sul muretto vicino a casa, ho bisogno di soldi, ho bisogno di questo, ho bisogno di quello. Io ho trovato gente che spalava fango in silenzio. E poi tant'è vero che nel giro di pochi giorni sono state ripulite le case e soprattutto abbiamo dato un grande segnale. Poi il danno c'è stato, perché abbiamo quasi 2 miliardi di euro di danni, 28.000 ettari su 100.000 ettari di bosco, 28.000 sono rasi al suolo, 2 milioni e mezzo, 3 milioni di metri cubi di legname, perché poi ricordiamo che questa catastrofe ci ha colpito da est a ovest, quindi partire da ovest l'altipiano di Asiago e poi per arrivare ovviamente nell'Agordino, il Cadore, la Val di Sdende, insomma sono state colpite molte zone. E poi la piena, ricordiamo che il Piave, a Ponte di Piave, ha superato la piena storica del 66. Guardi, Veneto è stato a dura prova, quando si parla di banche si dice che c'è lo stress test, no? Noi lo stress test del nostro ambientale l'abbiamo fatto. Mi permetto di dire una roba, ha funzionato la squadra, dei sindaci, dei veri e propri eroi durante l'alluvione, durante Vaia, durante il tornado, insomma con tutto quello che c'è stato. Ha funzionato la modalità che ho scelto per mettere in piedi tutta la partita commissariale. Vorrei ricordare che quando parlo di Vaia io parlo da commissario del governo, non parlo da Presidente della Regione. Io ho l'incarico di commissario, e perché lo dico? Perché qualcuno pensa che ci siano delibere, non c'è nessuna delibera, non c'è nulla in Regione, nel senso che si decide, firma il commissario e risponde il commissario. Però ho portato il modello di coinvolgere tutti. Forse lei ricorderà che all'inizio ci fu polemico con qualche sindaco perché dissi adesso voglio i sindaci soggetti attuatori. Poi hanno capito perché essere in una squadra commissariale come sindaci vuol dire avere l'autonomia di decidere, di muoversi, tanto che i sindaci hanno fatto un lavoro strepitoso. E poi i nostri della Regione, a iniziare dall'assessore Bottaccini, i miei assessori, a tutto quello che sono i dirigenti, il dottor Dell'Acqua, il dottor Stella, l'avvocato Carmel, Negro di Veneto Agricoltura, insomma tutti quelli anche che ho dimenticato, l'ingegner Vernizzi per Veneto Strade. Ho messo in piedi una squadra che lavora e produce. Voglio dire solo una roba, direttore, mi spiego. La partita delle previsioni, perché se in queste ore, ma anche durante questi mesi sembra, io dico che ARPA aveva fatto le previsioni fatte bene, però poi dico anche che le decisioni le ho prese io, nel senso che quando si è trattato di chiudere le scuole non è assolutamente vero che qualcuno mi ha scritto per dirmi deve chiudere le scuole ho deciso io di chiuderle, assumendomi la responsabilità. Pensi che parlando con i prefetti, parlando con il prefetto De Luca di Rovigo, lei mi disse ma guardi che le previsioni su Rovigo non sono poi così tragiche, ed è effettivamente stato così.
io le ho detto guardi, chiudiamo in via Prudenziale. Per sicurezza, adesso magari siamo tutti bravi a fare gli eroi, però Chiaro. le do uno scenario migliore. Se io avessi chiuso le scuole, se avessimo allertato la protezione civile come è stata allertata, so che c'è Bottacin e vi avrà detto, vi dirà di questa partita, se avessimo fatto tutto quello che dovevamo fare in via preventiva e poi non ci fosse stato nulla, sa cosa avremmo avuto? Oggi staremo a parlare di il Presidente della Regione denunciato per procurato allarme, per spese inutili, le interruzioni di pubblico servizio per le scuole, cioè noi siamo in un paese molto strano, in un paese molto strano. Ma infatti guardi, ha toccato dei punti fondamentali. Tra l'altro qui dopo settimane finalmente possiamo toccare anche il libro di Giampaolo Bottacin che mi ha tenuto sveglio in queste notti, nel quale anche lei ha inserito ovviamente un suo ricordo. Ma mi ha colpito una cosa scritta dall'assessore Bottacin, che appunto è qui, quando scende da Roccapietro, mi pare, vado a memoria, e dice: caro Presidente, la chiama subito quando finalmente prende la linea e dice: qui è l'inferno. E lei risponde: Giampaolo, fai tutto quello che devi fare, con quello che devi fare, senza problemi, giusto? Cioè era un momento in cui decisioni forti, subito, immediate, la risposta, la vicinanza alla popolazione che lavorava già da sola. Sì. Ma ripeto, noi siamo sul pezzo, i miei assessori sono sul pezzo e sono così predisposti e formati, ma ricordo che in questo paese le decisioni prese così, essere anche decisionisti, a volte portano guai. Certo. Dico a tutti quelli che poi in tribuna dello stadio di calcio giudicano la partita, magari con il tè caldo in mano, fanno grandi ragionamenti di visione, ma alla fine a bordo campo ci siamo noi. E quindi dico ai cittadini, è andata bene perché comunque è andata bene nonostante il disastro che abbiamo avuto, perché potevamo avere veramente tanti morti, questo è bene ricordarlo, veramente tanti morti. E per me questo è il primo obiettivo, non aver dato vita a funerali nei palazzetti o negli stadi per una carneficina. Dopodiché tutto il resto si ripara. Però ci ho tenuto a ricordare che se non si avesse avuto questo disastro, oggi saremmo qui nel banco degli imputati per aver interrotto un pubblico servizio per le scuole, per aver speso soldi che non dovevamo spendere, quindi saremmo alla Corte dei Conti, per avere i soliti politici tromboni, anche Lazzaroni, che abbiamo anche in Veneto, che sanno solo parlare male, che sanno solo essere pessimisti, che vedono ladri da tutte le parti e non pensano che qualcuno lo voglia anche fare con un minimo di onestà e fedeltà per il proprio Veneto. Certo. Presidente, un'altra cosa, qual è stato il momento in cui ha temuto di più, diciamo, no? Da ruolo di governatore, di guida di questa regione? Cos'è stato quei 2600, forse molto di più, di metri cubi con cui arrivava il Piave, quella portata mostruosa? Qual è stato il momento? Ma guardi, allora, il tema di Vaia e quindi del grande tornado, anche qui mi lasci dire, e qua adesso sono tutti esperti, cambiamenti climatici. Sì, lo scrivono anche gli SMS. No, ma io, guardate, dico solo una cosa, dico semplicemente che, a parte il fatto che il mondo scientifico è molto combattuto su questa storia, ma io parlo per dati concreti. Dal 90 ad oggi in Europa abbiamo avuto 32 Vaia in giro per l'Europa. La nostra vale 2500 metri cubi, vi do solo una dimensione, che la più grande è stata la Lotare in Germania, che ha fatto 180 milioni di metri cubi di alberi abbattuti al suolo. Noi 2 milioni e mezzo, loro 180 milioni. In Francia nel 2006 ne ha fatti quasi 50 milioni di metri cubi, noi 2 milioni. Per dire che ma del resto basta guardare i boschi, non abbiamo piante secolari di 300-400 anni nei boschi, in nessuna parte, no? Ma abbiamo piante che comunque si rinnovano. Queste piante si rinnovano perché o qualcuno le va a togliere o la natura ci pensa da sé poi a farle morire in qualche maniera. Io do solo una visione normale, le dico che allora Vaia arriva col buio e vediamo il danno, cioè già lo sapevamo del danno, perché erano spariti, pensiamo a Roccapietro, non c'era più la corrente elettrica che è mancata per giorni, non c'era più l'acquedotto, non c'era più niente. Però voglio ricordare che il vero pathos noi l'abbiamo avuto quella mattina con Ponte di Piave, col passaggio della piena, e quindi con la punta massima di piena che sapevamo che era superiore a 66. Se lì si rompeva un argine o c'era il sommonto arginale,
io non le so dire che ricadute avremmo avuto su San Donà di Piave, sul Ponte di Piave, su Salgareda. Le do solo una dimensione, guardi, chi conosce la casa di Goffredo Parise, che è a Salgareda, sa benissimo che la casa è a un piano, cioè piano terra e piano superiore. I proprietari, che adesso è una sorta di fondazione della casa, perché è meta turistica e quindi è un presidio culturale, i proprietari diligentemente, viste le previsioni tragiche, hanno portato i mobili del piano terra al primo piano, perché anche nella piena del 66 si è arrivati solo al piano terra. E non è bastato, vero? No, non è bastato, l'acqua a questo giro è arrivata al primo piano, è arrivata a coprire i letti nel primo piano, quindi capite la dimensione. E se non siamo andati sotto l'acqua è grazie alla Regione, all'intervento del commissario, cioè del sottoscritto, che nel 2010 ha dato avvio un sacco di opere su questa roba. Esatto. Quindi i rinforzi arginali, la pulizia eccetera, comunque sono servite. Presidente, l'ultima cosa che le chiedo, intanto domani appunto c'è un momento, il 29 ottobre, quindi in Regione incontrerà la stampa, c'è qualche novità che ancora non sappiamo, possiamo preannunciare, e legato a questo, diciamo, a che punto siamo con le casse d'espansione sul Piave, cosa che termini che ha toccato anche oggi nella conferenza stampa? Ma guardi, lì c'è Bottacinga, l'assessore Bottacinga sta lavorando su questa partita, sì. È una partita complicata, però cerchiamo di andare avanti. Ricordo anche che noi abbiamo ereditato un Veneto, insomma io sono nato dopo il 66, per cui se c'era qualcuno che voleva darsi da fare dopo il 66 aveva un sacco di tempo prima che arrivassimo noi in Regione, no? No, non sto parlando del mio diretto predecessore, dico in generale, dal 66, io sono del 68, prima di me ne sono passati tanti in Regione, non ho fatto niente. Tanto è vero che quando io arrivo nel 2010 mi becco dopo 3 mesi di inizio mandato l'alluvione con 10.040 famiglie e imprese alluvionate con 235 comuni sotto acqua, scopro che è da 80 anni, ripeto, 80 anni che in Veneto non si facevano più opere idrauliche. Allora, guardi, noi domani parleremo anche sicuramente del tema delle casse di laminazione, eccetera, che è il vero tema, cioè il Piave ci preoccupa. Continuiamo a investire nelle aste dei fiumi e nella messa in sicurezza. Domani dico a tutti che chi non riesce ovviamente ad esserci, perché ovviamente questa è una conferenza stampa, non è un convegno, un congresso, sa che può seguirci, ovviamente immagino con la vostra diretta, se non ho capito male, e con ovviamente lo streaming su Facebook, su Instagram, i suoi social, siti, certo. Poi Presidente, noi saremo a Roccapietore, no? Poi nel pomeriggio anche, perché appunto ci sono tutta una serie di cerimonie, definiamole così, no? Un anno dopo. Va bene. Poi le dico che domani in conferenza stampa avrò con me Fabio Dattilo, che è il comandante dei Vigili del Fuoco a livello nazionale, e Angelo Borrelli, che è il capo della Protezione Civile Nazionale, che sono due attori della vicenda Vaia che ci hanno dato una mano, che sono stati presenti. Borrelli è quello che ha detto qui, è un apocalittico. Scenario apocalittico, disse. Esatto, che era presidente della Protezione Civile, capo della Protezione Civile Nazionale da un anno, quando è caduta Vaia, e disse è uno scenario apocalittico. Di certo non era... Sì, ma lui era in Protezione Civile anche prima di essere capo. Esattamente, quindi ne aveva viste. Va bene, Presidente, grazie davvero per essere stato con noi questa sera. L'ultima cosa, non gliel'ho detto, stiamo preparando il documentario, quindi nei prossimi giorni andrà in onda su Antena 3, sulle nostre emittenti, anche il documentario Un anno di Vaia, tutto quello che abbiamo vissuto insieme in quei giorni, anche con i nostri telespettatori che ci hanno aiutato a fare informazione. Grazie al Presidente Luca Zaia. Mi scusi, lasci dire anche un'ultima cosa a me. Ringrazio Rete Veneta, Antena 3, per come ci ha seguito, ci ha assistito e ha fatto opera di civica, di protezione civile durante Vaia, perché ricordo che voi avete avuto una diretta praticamente che è durata giorni, avete permesso di comunicare con i veneti, ricordo che in alcuni posti non si riusciva a contattare cittadini, insomma penso che lo devo fare io da commissario, ringrazio ovviamente le vostre televisioni per il grande lavoro che avete fatto. Grazie davvero Presidente, grazie. Grazie a voi. Buonasera, era Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto. Allora, prima della pubblicità, ingegnere, visto che lei fa parte di questi angeli che sono intervenuti
il suo ricordo, un insegnamento, cosa pensa di dover dire la lesson learned di questo evento è stato la messa in pratica di cos'è il sistema di protezione civile. Il Presidente, il Governatore ha dato un'immagine chiara di quello che è l'attività della protezione civile, l'opera di prevenzione, l'opera di previsione che è stata eccellente, anticipata su questa tipologia di rischio, e anche l'impianto di tutte le strutture operative della protezione civile che hanno concorso unitamente, accavallandosi anche, garantendosi anche l'interferenza di quello che sono state le necessità che sono uscite sulle telecomunicazioni, la conoscenza del territorio, che hanno portato ad esempio l'impiego massiccio di volontari, indirizzare volontari sia della protezione civile sia dei vigili del fuoco, orientare le squadre cosiddette, le sezioni operative, ovvero delle colonne mobili che sono venute in aiuto, certo, a conoscere il territorio e a dare le priorità degli interventi da effettuare. Questo è l'insegnamento principale. Poi chiaramente ogni evento ha una sua connotazione anche tecnica, nel senso che abbiamo avuto per la prima volta... Visto, Assessore, cosa scrivono? Il ponte di Curtarolo sta per crollare, scrivono, ma ovviamente poi lì... Spero di no. No, appunto, non c'è stata un'esplosione a Milano, che so io in questi momenti, però... Come? Davvero? Sì. E cioè di cosa si tratta? Non lo so. Adesso verifichiamo. Vabbè, allora facciamo così. Scusi ingegnere, sì, mandiamo la pubblicità anche per capire che cos'è questa esplosione. Ma ero fuori onda io adesso. No, eravamo in onda, sempre in diretta. Sempre in diretta. No, sempre in diretta. Solo qualche istante, mandiamo la pubblicità e verifichiamo questa notizia, poi torniamo a collegarci anche con Longarone. A tra poco. martoriato dal maltempo. Situazioni davvero terribili. Giù, hai visto? Il primo piano è andato. Quanto è arrivata l'acqua? 2,80 m di acqua. Chi sapeva che dovevamo staccare i lampadari e... L'ultima volta che aveva visto un tempo simile era il 4 novembre, però del 1966. Devastazione dell'acqua e del fango. L'acqua ha scavato sotto e poi l'edificio in un attimo ha volato giù di frontiera. Non ho mai visto una cosa del genere. Fino al secondo piano, 80 cm dentro, distrutto tutto, non c'è più letti, non c'è più niente. Le persone sono state fatte evacuare, si sono spostate.
Allora torniamo in diretta, il Veneto in ginocchio un anno dopo. Intanto la notizia, Assessore, sono 3 bombolette esplose pari in uno stanzino della scuola lì a Mirano, ma non ci sono feriti, questo è importante. È l'intervento dei Vigili del Fuoco attorno alle 19 questa sera. Allora, tra poco torniamo a Longarone. Ho interrotto l'ingegnere prima, mi dispiace ovviamente, ma avevamo anche una notizia da verificare. È vero che in quei giorni, in quelle ore non volavano neanche gli elicotteri, ricordate, no? Quindi c'era quello dei Vigili del Fuoco, 1 o 2 addirittura? Sì, le condi meteo erano veramente impegnative, quindi nelle primissime ore non si sono alzati in volo e poi soprattutto sono saltate le comunicazioni. Quelle ordinarie, solo il satellitare, solo certi ponti radio sia della protezione civile sia dei vigili del fuoco hanno funzionato in parte e quindi c'è stata l'esigenza proprio di ripristinare questi servizi essenziali proprio per garantire il dispositivo di intervento nel più breve tempo possibile. Quello che era uno scenario da post terremoto, strade, luoghi disastrati, niente comunicazioni, niente energia, niente acqua, giusto Assessore? Quello era la definizione. E in più gli alberi a terra. E in più gli alberi a terra. Che offrivano le strade, in un terremoto ci sono meno problemi di viabilità mediamente rispetto a quelli che abbiamo riscontrato in quelle fasi. Sicuramente è uno scenario complicato, molto complicato, perché c'erano tutte le condizioni di un terremoto più qualcos'altro e una vastità, anche un'estensione territoriale importante, oltre 200 comuni colpiti in Veneto, quindi insomma complicato. Condizioni meteo, l'ha detto, gli elicotteri hanno potuto essere utilizzati dal mercoledì, l'evento è iniziato i primi piccoli smottamenti sabato sera, domenica, poi la domenica sera il tempo era migliorato, lo sapevamo, l'avevamo previsto, e quello che diceva il Presidente Zaia prima è assolutamente corretto, perché nella sera della domenica, quando il tempo stava diventando migliore e noi comunque tenevamo duro sull'allarme perché sapevamo che il giorno dopo sarebbe successo il finimondo, non vi dico le critiche che abbiamo ricevuto e anche attacchi pesanti di gente che ci diceva sta migliorando il tempo, ho procurato allarme, eccetera. Il tema è che un amministratore, lo dico nel mio libro proprio... deve prendere decisioni e poi ne risponde ovviamente, no? Il limite è sottilissimo, sei al limite fra il procurato allarme, se dai l'allarme poi non succede nulla, e l'omissionario d'ufficio se invece fai il contrario, è sempre un reato. Cioè, per intenderci, hanno scelto di tenere chiuse scuola Belluno e le imprese, che vuol dire per esempio Luxottica. Sì, ad Agordo, Luxottica. Ad Agordo, e quindi centinaia di persone che non erano in strada, per fortuna, per una decisione di questo tipo, ecco, giusto per essere chiari. Esatto. Allora, tra poco vi facciamo vedere il trailer del documentario che stiamo preparando. Volevo tornare a Longarone, Tony, se mi aiuti, e non ho ringraziato ancora, mea culpa, Paolo Bottero come onnipresente e ci aiuta in ogni condizione critica, e Nicoletta Rizzetto che appunto è a Longarone. Presidente, vuole aggiungere anche il suo ricordo, diciamo, di quella sera, poi sentiamo anche Ambra Piccin, insomma, perché è espressione di un altro territorio colpito come Cortina d'Ampezzo, che conosce molto bene. Presidente. Sì, guardate, io voglio dire che adesso noi come Fiera, limitandomi a quello che è il mio ruolo, noi guardiamo tantissimo al futuro. Quest'anno abbiamo fatto primi in Italia la cosiddetta Fiera Festival delle Foreste, che è stato un evento grandioso con la partecipazione della Regione, del Ministero delle Risorse Agricole. L'anno prossimo avremo con noi la Commissione Europea e altri paesi che parteciperanno, e difatti quella di quest'anno era la prima puntata, l'anno prossimo a settembre ci sarà la seconda. Perché questo? Perché se ne parlava, abbiamo sentito quello che ha detto il Presidente, l'assessore, il tema anche delle imprese, i danni che ci sono stati, c'è bisogno di politiche per la montagna che siano anche di carattere fiscale, di esenzione fiscale, per ravvivare e ripopolare il territorio. Ma nell'ambito nostro noi vogliamo studiare meglio, dare una mano per tutto quello che è il momento, la filiera legno, cioè dal momento in cui il legno, il tronco, viene ad essere schiantato, tagliato, fino a tutti gli usi che si possono fare di questa risorsa importantissima, che arrivano fino all'arte, di cui abbiamo qui il nostro direttore di Arte in Fiera, che è Franco Fonzo, e che segue appunto tutti gli aspetti della cultura bellissima di montagna,
dell'arte che le Dolomiti producono e che vengono poi rappresentate all'interno della fiera. Abbiamo collegato a questa Fiera delle Foreste la Fiera del Turismo, questa fatta in forte collaborazione con lo Dolomiti Show della Regione del Veneto, ed è anche un altro evento che vuole valorizzare un'altra risorsa importante della montagna, che è il turismo, che è uno dei settori che resiste alla crisi e sul quale vogliamo investire, perché questo settore, collegato ai Mondiali 2021 e alle Olimpiadi 2026, può creare posti di lavoro e trattenere quindi giovani in questo bellissimo territorio. Quindi noi vogliamo da questa tempesta, da questa situazione drammatica, trarne spunti, idee per rivolgerla verso il positivo. Quindi in questo momento noi stiamo lavorando in questa direzione. Presidente, questo è un segnale anche molto importante e forte. Sentiamo anche Ambra Piccin, che il legno lo conosce, è una materia con la quale anche lavora e conosce molto bene, il suo ricordo di quei giorni, la speranza, gli obiettivi per il futuro, architetto. Certo, buonasera a tutti. Anche a Cortina Vaia ha colpito forte, l'abbiamo sentita in modo molto chiaro e pesante. Raccontavo prima che abbiamo avuto una paura quasi ancestrale, perché è questa che è stata Vaia, oltre a tutto Forse abbiamo qualche problema, vediamo di ripristinare il collegamento. Allora aspettiamo qualche istante e ripristiniamo il collegamento. Tony, ne approfittiamo, ti volevo chiedere questo. Allora, vediamo insieme quello che è il trailer preparato per il documentario, poi ci ricolleghiamo con Longarone, cioè nei prossimi giorni, ma chiaro, ve l'ho detto, la mole di lavoro è tanta. In quanti giorni ha scritto il diario? Di getto in quei giorni o oggi, nel ricordarsi tutto? No, non è mica facile, perché oggi questa ovviamente è una traccia che ci è servita tantissimo, Assessore, io non posso Ho messo negarlo. via qualche appunto su foglietti scarabocchiati e nei giorni immediatamente successivi, poi nei primi mesi di quest'anno qualche sera l'ho dedicata a scrivere e quindi... per mettere in ordine, scrivere in italiano che sia comprensibile. Vabbè, quello è semplice, è facilissimo, benché sia ingegnere, dobbiamo dirlo. Sì, non è troppo tecnico. Non è assolutamente tecnico. Allora, torniamo subito ad Ambra Piccin, prima vi facciamo vedere il trailer appunto del nostro documentario che sarà in onda su Antena 3 nelle prossime serate. Noi a questo punto terminiamo la zona di Sant'Andrea Barbarana Argenson. Non posso parlare. È una disperazione, è partito qua. Il vento fa ancora paura, la nebbia è tanta, qui ci saranno un paio di gradi. Dopo 4 giorni senza luce, noi abbiamo acqua ma senza luce, senza niente, veramente niente. Ci manca la luce elettrica, ma soprattutto in buona parte del territorio, ma nel mio soprattutto, manca anche addirittura l'acqua. Il vento, hanno detto che soffiava a 120 all'ora, per me soffiava a 220. Se non mi attacco alla ringhiera, volavo anch'io. Il giovedì sera già c'erano le previsioni meteo che ci davano grosse preoccupazioni per la domenica e il lunedì, soprattutto il lunedì pomeriggio sera. Abbiamo la condizione di una tempesta perfetta. Le raffiche di vento sono fortissime, come si può vedere anche dallo spostamento dell'acqua. Sta volando di tutto, qui siamo in piazza del Duomo. Forte, sta abbattendo moltissime piante in montagna. Non sapevi se erano ancora vivi, se l'ho capito che c'era ancora, se il municipio era stato portato via. È la cosa un po' critica per tutti, dai, diciamo. L'importante è stare tutti uniti e piano piano ce lo faremo.
No, non sono occhi lucidi, però la vedo emozionato. Insomma, diciamo che l'ho vissuta fino in fondo, sicuramente. Notte in bianco. Notte in bianco, sì, perché prima c'era Taibon e poi c'era l'adrenalina che ti teneva sveglio e non ti faceva pensare ad alcune cose, perché quello che diceva prima il Presidente è assolutamente vero, perché lui è autorità di protezione civile, quindi è lui quello che decide, e in alcune situazioni poi ci sono aneddoti, quando mi sono anche incavolato qualche volta, no? Soprattutto perché a Rocca Pietore vi eravate accorti che nessuno era riuscito ad arrivare ancora di esterni, no? Di soccorritori esterni. E allora ho preso la radio, l'ho strappata al vice sindaco e mi sono incavolato con chi stava al CCS, poi sono andato giù al centro coordinamento soccorsi e loro mi hanno detto ma deve arrivare la richiesta formale dal COC, dal COM. Dico, scusate, non avete capito quei momenti lì, certo. E gli ho detto proprio testuale, ho detto il COC di Rocca Pietore consiste nel sindaco e il vice sindaco con la radio appesa al collo che vanno in giro a cercare se la gente è viva o morta. Cioè, questo per dire che servono le procedure, serve l'ordine, serve come dire, la sinergia di tutti, non si può improvvisare nulla, però essere troppo rigidi può anche creare qualche soprattutto problema. in quei momenti. Allora, chiedo scusa Ambra Piccin, torniamo a Longarone, si è interrotto per qualche istante il collegamento, Ambra concluda pure, poi passiamo anche a Franco Fonzo la parola. Ambra, vedo che è arrivato anche, mi sembra, Roberto Padrin, Presidente della Provincia, le chiedo Presidente solo qualche istante, torniamo da Ambra per correttezza e educazione soprattutto. Prego Ambra. Ecco, dicevo che ci siamo sentiti subito vicini alla Regione, cioè la Regione ha cominciato a dare degli input che prima ha ben riassunto il Presidente Zaia. Siamo veneti, ci siamo tirati su le maniche e abbiamo iniziato a lavorare subito e c'è un rinnovato entusiasmo che io qui voglio testimoniare questa sera nella voglia di ristrutturare anche le case, non solo il patrimonio boschivo, non solo il patrimonio rurale o idraulico che c'è e che è vastissimo ed è importantissimo, ma anche il patrimonio delle residenze, delle abitazioni, il patrimonio delle case, degli alberghi. E l'idea è di cominciare a utilizzare di più il legno strutturale, perché abbiamo tantissimo legno, dicevamo appunto Vaia alla fine purtroppo ha causato un abbattimento di milioni di piante, di alberi, c'è una disponibilità, il mercato è saturo, è difficile trovare una collocazione dignitosa per tutto questo legname. Cosa intende architetto come legno strutturale, cioè che appunto sia la struttura portante dell'abitazione, le dice? Esatto, esatto, è un segnale che dobbiamo dare anche noi architetti quando consigliamo i nostri clienti verso una ristrutturazione, sempre di più cominciare a utilizzare il legname proprio come materiale portante, le famose case di legno, che hanno fatto molta strada rispetto ai primi esperimenti delle case clima di tanti anni fa. Oggi ci sono tecnologie avanzatissime ed è veramente il futuro. Certo. Però siamo anche noi nel nostro piccolo che dobbiamo cominciare a sensibilizzare le persone, gli utenti in questo senso. Grazie architetto. Allora, adesso volevo sentire, ma solo qualche istante, prima ripristiniamo bene il collegamento. Tony, se mi aiuti, gli alberi esplosi, così abbiamo titolato qualche settimana fa un servizio di Angelo Cimarosti, nel quale stiamo raccontando quello che avviene oggi, che è risolvere il problema di quella parte di albero che è rimasta a terra. Vediamo. Uno dei grandi problemi di Vaia, forse il più grande, è il fatto che ci sono migliaia e migliaia di alberi che hanno lasciato i ceppi. Togliere un ceppo è un'impresa estremamente complicata, lo puoi fare con pale meccaniche, ma lo devi fare appunto migliaia di volte, anche perché guardate qui, questi sono ad esempio i ceppi quando vengono ribaltati con le radici al sole. Insomma è un lavoro improbo, tant'è che si cerca a questo punto di utilizzare gli esplosivi e di farlo con i maggiori esperti possibili in Italia.
Sono decine di migliaia le ceppaie da rimuovere, un'impresa di un decennio, ammesso che si riesca. Un tentativo è quello di rimuoverle con il contributo di esplosioni controllate, grazie anche all'esperienza di Danilo Coppel, grande esperto di esplosivi che ha lavorato per il Ponte Morandi. Per questi interventi normalmente si utilizzano due tecniche. Una è quella classica di forare con una perforatrice, con un trapanone, e inserire parti di candelotto di dinamite. Questa è la dinamite. L'altra tecnica è quella di usare la miccia detonante. Questa è una corda esplosiva, si fa un certo numero di giri intorno all'albero in base al suo diametro e si ottiene un effetto di taglio. La difficoltà è quella di lavorare su qualcosa di inedito e si procede con grande attenzione, un tentativo dopo l'altro, perché per i 41.000 ettari abbattuti da Vaia c'è molto da fare. 3-4 cariche per ogni ceppo, anche per guardare i risultati e poi andare a modificare la densità di caricamento, quindi con più o meno esplosivo. In questo caso è stata usata mezza cartuccia. La cartuccia è una cartuccia 26x200 di dinamite che pesa 152 grammi, quindi siamo a circa 75 grammi di esplosivo, di alto esplosivo detonante. La prova consiste nella prima in una ceppa, un ceppaio praticamente che è ancora ancorato al suolo. In questo caso qua l'albero è stato divelto dal vento, però poi è stato tagliato in un secondo momento per un discorso di sicurezza. Abbiamo inserito una serie di fori che ci ha richiesto praticamente Danilo. Vuole farmeli vedere? Sono praticamente a croce, uno è di qua, uno è di là e uno è di qua, e poi vengono caricate e fatte esplodere. Lo scopo non è quello di polverizzarli, ma di dividerli in tre e poi rimuoverli. Un'azione molto tecnica, supervisionata dal professor Cavalli, direttore del Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali al BO. Procede per gradi, soprattutto con le dosi dell'esplosivo, partendo da cariche di piccola entità e adesso aumentando in relazione agli effetti che queste determinano, e quindi per ottenere poi il risultato voluto, che sarà quello di spaccare la ceppaia. Praticamente, in termini pratici, voi adesso trovate la ricetta per disarcionare e spaccare completamente questi ceppi, dopodiché la applicate con un protocollo, vi inventate un protocollo? Sì, lo stiamo costruendo passo passo, proprio come ha detto lei, stiamo realizzando la ricetta in termini di peso di esplosivo e di collocazione dell'esplosivo. Ecco, naturalmente uno dei problemi è verificare con attenzione se ci sono reperti bellici per non fare scoppiare granate inesplose. Basta guardarsi in giro, d'altronde questo è un pezzo di stufa dei soldati della Prima Guerra Mondiale, e questo naturalmente è il più conosciuto di tutti dei reperti, ovvero il filo spinato, perché qui è dopo un secolo e un anno dalla fine della guerra si ritorna a sentire le esplosioni della dinamite. Ingegnere, davvero impressionante, poi è un'opera titanica, perché parliamo di milioni di piante, no? È un professionista che conosce bene. Sì, sì, conosco perfettamente, ha fatto anche a noi parecchi interventi. Pensi che una volta anche i vigili del fuoco avevano il patentino da esplosivisti proprio per, ad esempio, rompere i tronchi quando si fermano sotto i ponti durante l'alluvione. Sono operazioni assolutamente sicure che evitano di esporre il personale a energie magari di rilascio del tronco. Coppe, oltre al Ponte Morandi, ha lavorato tantissimo in tantissime demolizioni, le più famose le vele di Napoli, e assolutamente anche per noi vigili del fuoco è importante in questi scenari avere la conoscenza di quelle che sono le tecnologie più moderne per essere impiegate nelle operazioni di soccorso. Certo, volevo andare da Franco Fonzo, direttore artistico di Arte in Fiera Longarone. Certo, la domanda sarebbe se Vaia fosse un'opera d'arte, che opera d'arte sarebbe, però direttore, appunto so che avete preparato alcune cose particolari anche in questi giorni, no? Lì. Sì, abbiamo preparato, abbiamo già iniziato ancora con la foresta, per esempio con la Fiera delle Foreste, abbiamo inserito sempre sull'onda proprio di questo dramma che ha coinvolto i territori, una mostra di scultura e di pietra, diciamo, dei scultori del legno e della pietra, che non è una novità, perché questi territori, bisogna anche dire che
da questi territori sono usciti ed escono ancora degli scultori che fanno scuola in tutta Italia. Ne cito uno, cito il primo che mi viene in mente, ma è anche il più importante, che è Augusto Müller, che lui è partito da queste foreste, e da queste foreste poi sono venuti fuori anche altri artisti proprio come allievi. Ne potrei citare diversi, ce ne sono molti bravissimi che hanno proprio fatto scuola e tuttora fanno scuola, per cui è una tradizione che è secolare questa del legno, e quindi è più che logico e giusto che l'arte del legno venga ulteriormente, diciamo, spinta, incrementata, approfittando anche di questa occasione, poi adesso che abbiamo col legname, con tutta questa grande disponibilità, e soprattutto anche incentivata. Allora, direttore, le chiedo se può passare il microfono anche al presidente Roberto Padrini, che ho visto inquadrato prima, deve essere appunto arrivato lì a Longarone, e svelo un dato, ecco perché abbiamo questa difficoltà nel collegamento. Assessore, c'è un brutto tempo in arrivo su Belluno, lo sapeva? Sì. Presidente, è vero, sta arrivando brutto tempo su Belluno, ha niente a che fare ovviamente, lo dobbiamo dire a tutti, ecco, è così? No, qui sta piovendo, ma siccome sono stato appena alcuni minuti fa alla Mosano di Chies del Pago insieme a Thierry Luciani, che ormai è diventato famoso perché era il meteorologo di ARPAV, che di fatto lì al CCS con noi in quelle ore drammatiche di un anno fa, minuto per minuto ci aggiornava su quelle che erano le condizioni del tempo e su quello che sarebbe accaduto, quindi devo dire che mi ha rassicurato che questa è una pioggia che non creerà nessun tipo di problema e nessun disagio a nessuno. Ecco, bene, questo è bene. Allora, Presidente, torniamo da voi tra un minuto, c'è un'altra pubblicità, a tra pochissimo avremo altri servizi e ricordi di Vaia. Ecco, questo è uno dei tanti esempi degli alberi che sono finiti lungo la strada e con la relativa linea telefonica e linea elettrica completamente buttata a terra. Siamo ad Alleghe, questo è il ponte sul Cordevole, guardate cosa sta succedendo sotto di me e guardate soprattutto la potenza dell'acqua, come sta scendendo ancora vorticosamente. Guardate quest'albero, questo dimostra da solo che cosa è successo qui. Guardate là, guardate cosa c'è lì. Per fortuna adesso sono arrivate parecchie squadre che ci danno una mano. Stiamo andando a portare gasolio per i vari generatori in giro. Perché i primi giorni non avevamo proprio nessuno. Adesso purtroppo è da liberare le strade, è soprattutto le linee telefoniche, perché non abbiamo collegamenti. Guardate la linea telefonica, la linea elettrica, tutto ancora per terra, ancora alberi abbattuti. Qui è venuto veramente, è passato un cataclisma. È un tornado, perché noi abbiamo fatto quella del 66, no? Questa è la seconda alluvione, ma questo è un tornado, un disastro. Fin dove è arrivata l'acqua qua? L'acqua è arrivata qui così, 1,30 m, 1,40 m, cresciuto 2 metri in pochissimo tempo. È un gran vento, un vento spaventoso. Si pensi che tutta quella roba lì era qui la sera, con le onde che arrivavano come il mare, dal vento, come il mare. Il vento qui si è incanalato in una maniera talmente forte che ha creato questa devastazione. Spezzato come un fuscello. E guardate più in su, e più in su, e più in su. Impressionante. La forza del vento incanalata da questa valle, guardate cosa è riuscita a fare. Era qui lunedì sera. Se non mi attacco alla ringhiera, volavo anch'io. Si poteva solo immaginare quello che succedeva fuori, perché ovviamente non ci si azzardava ad aprire né finestre. Cosa sentivate dentro?
I botti di quello che arrivava sulla casa, ovviamente, no? Ci sono arrivati pezzi del tetto della casa di fianco e delle tegole, roba così, ma insomma. Nel 66 l'acqua aveva fatto più danni, però il vento ne aveva fatti molto meno, ma molto meno. Il vento, hanno detto che soffiava a 120 all'ora, per me soffiava a 220. Bisogna sicuramente ringraziare i lavori fatti, guardate le massicciate, per la tenuta, però guardate che cosa c'è all'interno del gretto del torrente, che cosa si è portato giù. Qui c'era un bosco, adesso non c'è praticamente più nulla, tutto è andato giù, tutto è andato giù, guardate che roba, guardate che roba, tutto è andato giù, tutto è andato giù. È la cosa un po' critica per tutti, diciamo, l'importante è stare tutti uniti e piano piano ce la faremo. Lei è veramente spossata? Un po' sì. Un po' alla volta dobbiamo farcela perché ne dobbiamo venire fuori. E sarà dura ma ce la faremo, dai. Allora, e questo ovviamente rivedremo anche nel documentario, sa cosa, ingegnere, assessore, noi di solito è chiaro che cerchiamo anche momenti più emozionanti. È vero che è stato difficile trovare qualcuno che versasse lacrime in quei giorni, poi magari più forse chi è stato evacuato, chi ha dovuto abbandonare la propria abitazione, quindi zone golenali del Piave, eccetera, eccetera. C'è una cosa che lei dirà poi nel documentario in onda nei prossimi giorni, che è quanto tempo ci vorrà per gli alberi, per tornare alla normalità. Ce lo vuole dire o no, assessore, ancora? Circa. Per gli alberi serve il tempo di rimuoverli tutti e poi che ricrescano, quindi ci vogliono parecchi anni, questo è il dato oggettivo. Però la gente non piangeva perché anche qualche vostro collega di qualche TV nazionale ha intervistato alcune persone e mi ricordo una signora ha risposto: no, guardi, non abbiamo tempo per piangere perché siamo troppo impegnati a ripulire casa. Cioè, questa è la nostra realtà e quindi queste cose, insomma, come ha detto il Presidente Zaia, hanno dato una lezione, credo, a tutto il mondo, perché la dignità che io ho visto in persone di, adesso è difficile attribuire un'età alle signore, certo, signore di una certa età che stavano da sole ripulendo la propria casa, dopo quello che è successo, insomma, sono immagini che poi uno si ricorda per tutta la vita sicuramente. C'è un episodio che lei appunto racconterà di questa signora che era isolata da sola, senza acqua per giorni, arrivano i soccorritori, le portano l'acqua e lei con quell'acqua pensa che quell'acqua là la utilizza per fare il caffè ai soccorritori, esatto. Questo è assolutamente emblematico, una signora che era al freddo, era senza luce, era senza acqua perché l'acquedotto non c'era da quasi 24 ore. Questi sono i veneti, la realtà è questa qui. Poi dopo ha fatto bene il Presidente Zaia a sottolineare un aspetto. Siccome prima Padrini, il Presidente della provincia, ha detto ero con Thierry Luciani, no? Che è diventato quasi come dire, l'icona del previsore e lui è quello che fa le previsioni, però poi quello che le valida è il Presidente Zaia. Cioè deve decidere per esempio se chiudere o valida il bollettino meteo. Già la validazione del bollettino meteo, che arriva a tutti quanti, passa attraverso il Presidente della Giunta regionale ogni giorno e va a finire anche ai vigili del fuoco, alle prefetture, ai sindaci, a tutti coloro che hanno responsabilità di protezione civile e in quelle situazioni ovviamente la decisione diventa molto più complessa. Allora Thierry Luciani è quello che fa la previsione. Poi la sottopone al Presidente Zaia che decide, chiudiamo le scuole, non chiudiamo le scuole, certo, chiudiamo le aziende, eccetera. E come ha detto lui, non solo nel caso del prefetto di Treviso, di Rovigo, abbiamo avuto qualche difficoltà nel convincere qualcuno poi a cascata a dare le indicazioni di chiudere. Perché qualcuno diceva, beh, ma si opponeva, oppure c'è... No, il Presidente Zaia è autorità di protezione civile, quindi è stato determinato su questo e ha portato a casa un risultato clamoroso, perché le vite umane che si sarebbero perse se non si fossero adottate certe precauzioni sarebbero state tantissime. Ora torniamo a Longarone. Ingegnere, volevo chiedere a lei, poi se vuole aggiungere qualcosa ovviamente, ma poi come funziona quella macchina dell'intervento? Perché in quelle ore viene coordinato tutto dal Presidente in quanto autorità? In questo caso c'è stata una fase di preallerta, quindi di previsione azzeccatissima,
dove già nei giorni precedenti c'è stata una serie di riunioni sia nel Veneto, sia io ero in Friuli in quel periodo. In quei giorni avevamo 10 regioni in allarme rosso, quindi c'era il rischio veramente di una catastrofe, quindi non si poteva contare sul dispositivo di mobilitazione nazionale della protezione civile, di vigili del fuoco, in quanto c'era uno stato di allerta troppo generalizzato. E dopo il 29 siamo riusciti, chiaramente con tutta una serie di operazioni di assessment, come si dice, di valutazione dello scenario che si è evoluto, di disporre la macchina dei soccorsi. Chiaramente noi, e capire che il peggio era qui, no? Perché il vero disastro... Il vero disastro è mentre si vedevano le immagini degli yacht di Rapallo, no? Lo ricorda anche nel libro Giampaolo C'è stato anche una, diciamo, una promozione, diciamo, di immagini, di informazioni, di notizie che venivano dai posti più facili da raggiungere, mentre il Bellunese, la Carnia, Sappada, l'altopiano di Asiago erano praticamente, insomma, non c'era questo giudizio sullo scenario che si stava presentando, e quindi ecco che chiaramente da parte nostra abbiamo dovuto mettere in atto il cosiddetto piano di allertamento delle nostre colonne mobili regionali, e quindi portare unitamente poi al sindaco, all'assessore, al presidente della regione, ai prefetti, tutto quello che è il dispositivo di soccorso. Cosa questo, assessore? L'SMS o le immagini? SMS. No? Cosa dice? Possibile che nemmeno le previsioni meteo possano prevedere una catastrofe del genere? L'abbiamo prevista. No, appunto, sennò perché hanno chiuso tutto, eccetera. Questa volta è stata prevista. Ha maggior ragione. Allora, torniamo a Longarone. Presidente Padrin, poi volevo sentire ancora Ambra PC, così un flash anche dall'architetto. Presidente, cosa è previsto per le prossime ore? Perché in qualche maniera poi noi domani saremo in diretta da Roccapietro, lo ricordiamo, dove nel pomeriggio c'è anche la celebrazione di una messa, insomma, che c'è un momento per ricordare, a parte la conferenza stampa e l'incontro di domani di Luca Zaia, un anno da quello che è successo. Ma domani mattina la Fondazione Angelini ha organizzato un convegno in Sala Bianchi a Belluno, dove faremo un po' il punto della situazione, verrà fatta un po' una fotografia di quello che è successo, ma soprattutto anche dei passaggi che sono stati fatti per la ricostruzione. Poi ci sarà un evento invece molto importante sabato mattina 2 novembre al Teatro Comunale di Belluno, dove avremo la visita del Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato del Vaticano, il quale ci incontrerà un po' i sindaci, faremo un po' un incontro anche lì per fare un bilancio di quello che è accaduto un anno fa, e poi nel pomeriggio si recherà qui al cimitero delle vittime di Fortonia per fare una messa a suffragio delle vittime del Vajont. Io devo dire che abbiamo lasciato un po' campo libero un po' a tutti i sindaci che volessero un po' organizzare nei propri territori qualcosa di significativo. Ci sono convegni, ci sono momenti anche ovviamente di ricordo, poi ci sono questi eventi particolari, sicuramente il più importante a Roccapietore. Poi la sera di domani al Teatro Comunale sempre di Belluno verrà proiettato un docufilm che racconterà appunto la storia della tempesta. Quindi diciamo sono diversi momenti che abbiamo organizzato sul nostro territorio, perché penso che sia anche doveroso riporre, diciamo così, i riflettori su questo evento così tragico, così forte, che ha colpito le nostre comunità, ma dando anche quei segnali, diciamo così, di positività, perché grazie alla straordinaria solidarietà che abbiamo ricevuto e all'impegno che è stato messo dal commissario Zaia e da tutta la sua struttura, soprattutto nel post-emergenza, diciamo che questo territorio pian piano si sta riprendendo, sta ripartendo, e sono convinto che fra qualche anno, diciamo che nel giro ancora di 2 o 3 anni, quando si saranno chiusi i cantieri, sarà sicuramente un territorio più forte di prima. Grazie Presidente. Assessore, c'è qualcosa di cui hanno bisogno oggi? Cioè, un territorio che lei conosce molto bene, a un anno da quello che è successo, oggi diciamo, l'impegno deve essere profuso maggiormente per...
Ma l'impegno maggiormente direi di no, nel senso che la forza di volontà dei territori c'è. Abbiamo bisogno della conferma dei fondi sulla finanziaria statale. Però ha visto, no? Sembrerebbero confermati. Sì, no, ma io non voglio neanche pensare che non ci siano. E dopo noi sappiamo come fare. L'ha detto prima il commissario Zaia, ha messo in piedi una struttura commissariale di tecnici, di super tecnici che stanno coordinando tutte le attività. Sono stati fatti partire nel 2019 1746 cantieri, quindi vuol dire 5 cantieri al giorno che sono partiti. C'è ancora moltissimo da fare, ma se quest'anno ne sono partiti 1746, il prossimo anno ne faremo partire altrettanti. Quindi i lavori vanno avanti, è necessario fare presto. Abbiamo qualche difficoltà, ma questo fa parte del nostro paese, con l'aspetto burocratico, perché far partire 1746 cantieri, per far capire alla popolazione, vuol dire assegnare 1746 progettazioni, certo, incarichi di progettazione ai professionisti, trovare i professionisti, perché si fa fatica anche a trovare. Non c'erano più le ditte perché non c'erano neanche i professionisti, perché i soggetti che avevano avuto danni per farsi le perizie dovevano ricorrere ai professionisti e faticavano a trovare professionisti disponibili a farli perché erano strapieni di lavoro. E stessa cosa per le progettazioni, poi dopo devi fare la gara, il bando, l'appalto, il controllo delle ditte, l'assegnazione e la contrattualizzazione. Insomma, i tempi sono purtroppo quelli della burocrazia di questo paese. Io l'ho detto a Di Maio quando è venuto a Rocca Pietore: se noi ci mettiamo 40 giorni, avevamo previsto, poi ne abbiamo messi 23, 40 giorni per fare un acquedotto, ma in Italia per fare un acquedotto ci si mette mediamente 3 anni, vuol dire che ci mettiamo un mese per fare l'opera e gli altri 2 anni e 11 mesi per fare carte. Certo, certo. Questo paese ha qualcosa che non va chiarissimo. Bene. Allora, Longarone, volevo ancora sentire Ambra Piccin prima di salutarla e ringraziarla, architetto, perché lei ha lanciato un appello importante, ma viene raccolto secondo lei anche in ottica green, come la vogliamo definire, perché certo noi siamo abituati alla casa in cemento armato, si trova lì alla fiera il Redamont dove il legno regna sovrano. Sì. Ecco. Sì, infatti era questo che volevo dire, un modo carino per dimostrare a tutti che Baia è passata ma si può superare, si può andare avanti. Veniamo tutti a vedere la mostra di Arredamont, perché è una mostra che parla di legno, ha il cuore veramente del legno, dell'artigianato, tutta la gente di montagna, la gente ha reso grande questa fiera, e questa fiera quest'anno poi è particolarmente interessante, è piena di contenuti. Un buon modo proprio, oltre alle commemorazioni che ha già ricordato Padrin, sicuramente è quello di venire a visitare nel nostro piccolo Arredamont, perché ci parla di quello che si può fare, e veramente possiamo fare molto, non solo per le abitazioni come citavo prima, ma anche per gli alberghi, per esempio, per il turismo. Gli alberghi hanno bisogno di essere ristrutturati, hanno bisogno di andare avanti, di cambiare, e le politiche oggi sono tutte green, assolutamente, quindi l'uso del legname a chilometro zero, più di così, mamma mia, non sarebbe possibile trovarlo. Siamo sulla strada giusta, questo era un segnale forte che volevo dare. Veniamo tutti ad Arredamont. Andiamo in pubblicità e dopo torniamo da Gianangelo Bellati e Giorgio Bosa, che credo ci abbia raggiunto sempre a Longarone, ma tra poco vedremo un altro pezzo della nostra cronaca di quei giorni, la prima volta di fatto dopo il viaggio in elicottero di Bottacin con il governatore Luca Zaia, quando anche le nostre telecamere possono documentare per la prima volta dall'alto quello che è successo. Tra poco. Ci stiamo lasciando in questo momento la base dell'aeroporto di Belluno e vi raccontiamo da questo momento in poi
il disastro che vedremo dall'alto. In provincia di Belluno ci stiamo dirigendo verso le zone del Lagordino. Assessore, in questo tratto il cordevole si è gonfiato al punto di arrivare a lambire, a superare il ponte. Ha superato il ponte, subito dopo il ponte a sinistra si vede che l'argine inizia dopo un po', ecco, il primo tratto di argine è stato divelto ed è crollato l'edificio, adesso si vede bene. Il versante che abbiamo di fronte leggermente a sinistra è quello che è stato interessato dall'incendio della settimana scorsa, e a sinistra c'è la valle di San Lucano e fino in fondo è stato devastato da questo incendio. Subito sotto c'è l'abitato dei Taibon. Martedì sera io sono arrivato fin qua, ma la strada era totalmente invasa da detriti e materiale che era sceso dalla montagna. L'acqua è arrivata a lambire, entrare proprio anche all'interno della struttura del Palazzo del Ghiaccio e a lambire tutte le aree limitrofe, il parcheggio, quello che normalmente utilizzano gli sciatori. Sotto di noi ancora devastazione di alberi, ora ci dirigiamo verso Rocca Pietre. Qua è scomparso proprio il bosco. Le centraline di ARPA hanno rilevato 180 km orari come velocità del vento, vediamo anche entrando nella vallata che porta verso i Serai di Sottoguda, il vento è stato fortissimo. Con Francesco Ceronna vi sto facendo vedere il bosco, è completamente scomparso, totalmente raso al suolo, non c'è un albero in piedi. Questi sono i Serai di Sottoguda, la strada è stata travolta, distrutta, non esiste più. Ed è sotto di noi, la strada non c'è più, si vede, ci sono colate di fango e di detriti ovunque. Il pilota sta cercando un luogo dove poter atterrare in sicurezza. Allora, stiamo andando alla latteria di Colle Santa Lucia, la latteria sociale. Da quando è mancata l'energia elettrica siamo rimasti isolati, perché i ripetitori, sia il telefonino e le linee telefoniche, quelle fisse, neanche non funzionavano, niente. Qua ci siamo arrangiati con dei gruppi elettronici, come vede l'abbiamo lì. Abbiamo visto che il bosco è praticamente raso al suolo. Sì, proprio azzarato. Qua ci sono 3 regole, diciamo, il patrimonio della regola grande è praticamente distrutto. Il legname bisognerebbe toglierlo subito per usarlo, ma se rimane là 6 mesi non vale più niente. Abbiamo lasciato Colle Santa Lucia, stiamo tornando, rientrando a Belluno, le immagini sono strazianti, un tuffo al cuore. Ci sono dei posti che sono diventati assolutamente irriconoscibili, boschi interi devastati e poi le persone che sono isolate, che sono senza luce, senza acqua. Impressionante, la prima volta appunto in cui saliamo a bordo, prima di tornare da Gianangelo Bellati e Giorgio Bosa. Lei racconta, e qui abbiamo visto quella notte del cordevole. Si ricorda, Assessore, quando lei cosa fa? Entra e esce dal sistema perché dà un dato che non capisce? No, ma quel grafico l'ha mostrato anche il professor Del Paus. Sabato mattina a un convegno a Pieve di Cadore, no? C'è il grafico, la portata del cordevole che cresce e cresce. Sono tutti i sistemi di monitoraggio che abbiamo, che dalla sala operativa di Marghera della Protezione Civile regionale abbiamo in tempo reale le portate dei vari fiumi. E il cordevole cresceva, a un certo punto sparisce, non c'è più. Allora io, secondo gli informatici mi dicono sempre, quando si inchioda il computer, esci e rientra, no? Ho provato a uscire e rientrare, ma sempre 0 era la portata. Poi sono sceso in sala operativa e mi avevano comunicato che stavano evacuando alcune abitazioni proprio lì, perché era collassato quell'edificio, fortunatamente non abitato, proprio perché l'argine era stato divelto e quindi lo strumento che era lì sotto è stato travolto anche lui, e da quel momento non abbiamo più avuto la misurazione della portata. Questo è, Alice, se possiamo togliere l'SMS, questa era una delle prime immagini impressionanti, no? Quando è arrivata la prima neve poi tra l'altro in alcune zone, e qui si cammina di fatto tra gli alberi. Credo c'è anche l'audio d'ambiente, Tony, ti chiedo. Dunque torniamo, ecco, lo sentiamo molto bene. Presidente Bellati, anche per tracciare un po' un bilancio, invitare a quella che
l'anno scorso, Presidente, è stata la fiera simbolo appunto perché danneggiata anche nella propria visibilità e nella possibilità di raggiungere, a quello che quest'anno è anche un simbolo di rinascita, no, Presidente Bellati? Io vorrei soprattutto dire, io sono d'accordissimo su tutto quello che ho sentito, io ricordo appunto questa tempesta terribile, i danni che abbiamo avuto, però devo dire prima di tutto i volontari, i cittadini di questa provincia, poi aiutati anche da volontari di altre regioni, hanno fatto il miracolo di liberare le strade, di darci da fare per primo. Sono d'accordo sul ruolo importantissimo degli enti pubblici, della regione, che si è data a fare tantissimo anch'essa proprio per risolvere i problemi pratici, e stanno continuando a lavorare. Il Presidente Parrin, poi sicuramente l'assessore Bottaccin conoscono molto meglio di me quella che poi è la situazione del territorio. Io sposo in pieno quello che ha detto l'architetto Ambra poco fa parlando, bisogna guardare al futuro, quindi noi abbiamo queste fiere, in questo momento abbiamo a Redamont, quest'anno devo dire è un'edizione stupenda, ci sono tantissime imprese ma anche di qualità altissima, quindi io quello che credo è che l'invito che ha fatto l'architetto Ambra è quello di venire qui, di vedere questa mostra, perché noi dobbiamo portare persone, gente per far conoscere quello che la montagna offre non solo natura, ma offre anche lavoro, artigianato, opere d'arte. Abbiamo visto prima il dottor Franco Fonzo che era qui come direttore di arte in fiera, quindi guardiamo al presente, guardiamo al futuro. Noi ringraziamo tutti gli enti del territorio che si stanno dando da fare veramente con grandissima buona volontà e che stanno dimostrando anche, concedetemi questo visto che è una cosa a cui tengo moltissimo, quanto sarebbe importante avere più autonomia, l'autonomia famosa per la quale la Regione e noi tutti si sta lottando per il voto del referendum, perché con l'autonomia tante cose funzionerebbero bene, non solo meglio qui in Veneto ma in tutta Italia. Certo, Presidente, Giorgio Bosa vuole aggiungere qualcosa prima di salutarvi? Ecco, vediamo. Buonasera a tutti, c'è da aggiungere solo che un grosso invito veramente a tutti venire ad Redamont che quest'anno ha subito un po' quello che è stato la delusione dell'anno scorso dei nostri espositori, però siamo riusciti a convincerli che la loro presenza era sicuramente un valore aggiunto e una testimonianza su quello che era la rinascita dopo Vaia. Certo, grazie davvero, grazie a Gianangelo Bellati, Ambra Piccin, Franco Fonzo, Giorgio Bosa e c'era anche il Presidente della provincia Roberto Padrin. Un grande in bocca al lupo appunto perché è stato uno dei simboli di quello che ha causato la tempesta perfetta così passata alla storia un anno fa. Dobbiamo chiudere, però una battuta la chiedo ovviamente a tutti e due, mentre vediamo ancora le immagini a Redamont, grazie a Nicoletta Rizzetto e a Paolo Bottero. Casse di espansione, questo è il prossimo obiettivo anche per il Piave. Questa sera avevamo ospiti i sindaci a 20:10. L'ha detto il Presidente Zaia prima, no? L'ultima grande opera idraulica fatta in Veneto è il bacino di Montebello nel Vicentino e risale al 1928 o 26, vado a memoria. Ma insomma, sì, perché in mezzo c'era anche lo scolmatore Lago di Garda, poi no? c'è Quel lo collettore scolmatore Adige Garda, però anche quello risale al tempo ai primi decenni del Novecento, sì. Che è servito durante l'emergenza, sì. È stato fondamentale perché lo abbiamo aperto a 350 metri cubi al secondo. Fra l'altro nel primo servizio che avete mandato in onda all'inizio della puntata c'era proprio l'immagine del canale scolmatore nella zona di Torbole dove scende. E lì il Presidente Zaia si è dato un obiettivo, quello di mettere in sicurezza il Veneto. Io mi ricordo quando mi ha dato la delega, mi ha detto: tuo compito è mettere in sicurezza il Veneto, che detta così sembra una banalità, in realtà è un compito molto complesso, fai i conti con la burocrazia, con le risorse e con tutta una serie di intoppi che ci sono lungo il percorso. Ci siamo
attivati sul Brenta Bacchiglione, dove sono stati realizzati o sono in corso di realizzazione una decina di bacini di laminazione. Sul bacino dell'Adige abbiamo appunto il canale scolmatore che ci garantisce appunto di poter dirottare fino a 500 metri cubi al secondo. 500 metri cubi al secondo. Sul Livenza partiranno i lavori di Pra dei Gai, un bacino di laminazione, e rimane fuori il Piave. Che abbiamo visto cosa potrebbe creare. Esatto. Anche lì il Presidente Zaia è riuscito a ottenere un finanziamento della progettazione esecutiva definitiva ed esecutiva del bacino di laminazione, che viene assegnata in questo periodo. Io mi sono riproposto e ho detto al sindaco del comune interessato territorialmente: facciamolo insieme, perché mi rendo conto che poi per un'amministrazione locale averlo in casa, no, può creare qualche problema. Lo facciamo insieme, il foglio è bianco, definiamo il bacino, facciamo delle opere, come dire, anche tenendo conto degli aspetti ambientali. Mi ricordo il primo che è stato realizzato è quello di Caldogno, è stata fatta un'arginatura inerbita, c'è una ciclabile che ci passa sopra, c'è un'oasi naturalistica. Cioè può essere una cosa bella, quello che intendi dire, una cosa bella, si prende un'area, la si fa bella, e il cittadino deve sapere che viene allagata in maniera controllata una volta ogni 30 anni, 40 anni, non è che viene allagata ogni volta. La proprietà rimane dei proprietari, perché non facciamo l'esproprio, diamo una servitù di allagamento, cioè un agricoltore che semina un certo tipo di prodotto sa che viene ogni X anni può perdere il raccolto, però ha un indennizzo. Ecco, io credo che sia da andare avanti. Comandante, cosa ci insegna quello che è successo? Ma che dobbiamo essere pronti e soprattutto conoscere quelli che sono i rischi del nostro territorio, e chiaramente c'è un'evoluzione di queste condi meteo che ci portano sempre ad essere anche più pronti. Soprattutto il cittadino deve ritornare come una volta i nostri contadini, avere una capacità anche di autodifesa, e soprattutto poi tutti i sistemi, diciamo, delle amministrazioni devono essere in rete proprio per dare il massimo servizio al cittadino. Abbiamo una consapevolezza maggiore quindi oggi? Assolutamente sì, nel Veneto ogni evento che c'è stato ha dimostrato di essere all'altezza di limitare le conseguenze, di ridurre i rischi. Chiaramente, come ha detto il nostro Presidente, l'attività di prevenzione, l'attività di previsione, il soccorso chiaramente è una parte che noi Vigili del Fuoco abbiamo una responsabilità immediata di salvaguardia dell'incolumità delle vite umane, e poi il ripristino, come ha detto l'assessore, è un'attività che dovrebbe essere alleggerita anche di tutta quella burocrazia che ci obbliga anche noi in emergenza di gestire con le leggi ordinarie che sono un po' complicate. Allora, grazie all'ingegner Loris Munaro, grazie a Giampaolo Buttacini. Vi ricordo i giorni di Vaia, dove si trova? Dal 15 novembre nelle principali librerie del Triveneto. La casa editrice è la Cleup. Sì. E aveva pensato poi a uno sfondo benefico? Sì, una parte del ricavato sto pensando di destinarla a un progetto di protezione civile. Molto bene. Ha già pensato quale? Ne ha pensati due, adesso vediamo quale dei due. Grazie davvero, buon lavoro a voi che ci avete seguito, ci rivediamo domani con 20:10, in questi giorni poi col documentario, ma vi diremo la data esatta in cui andrà in onda il documentario appena è pronto, un anno dopo il Veneto in ginocchio, i giorni di Vaia. Grazie, buonanotte da Ring.